Un contribuente veneto su 4 dichiara redditi inferiori ai 10.000 euro lordi all'anno e un altro 48% dichiara tra i 15 e i 26.000 euro. Sommandoli si tratta di circa 2 milioni e mezzo di persone, poco più della metà degli abitanti del Veneto, che potrebbero incontrare grosse difficoltà a pagare l'esorbitante aumento delle bollette di luce e gas. Gli occhi sono da giorni puntati sul governo. Siamo davvero molto preoccupati perché il rincaro dell'energia poi a caduta ricade anche sui beni di prima necessità, quindi c'è un rialzo dei prezzi degli alimentari, dell'abbigliamento, di tutto, insomma. Secondo uno studio di Adico, una famiglia tipo subirà un rincaro medio delle bollette del 118%, i single del 103%, le famiglie numerose del più 122%. Riteniamo sia necessario procedere con degli interventi strutturali, come per esempio l'abolizione definitiva degli oneri di sistema. Sarebbe anche necessario ampliare la platea dei beneficiari degli eventuali interventi di riduzione. Nota positiva, come emerge da un'altra indagine dell'Addico, è come molti cittadini stanno adottando dei comportamenti virtuosi. In attesa di un intervento del governo, abbassare il riscaldamento, essere più accorti nell'uso degli elettrodomestici, appaiono le uniche contromisure adottabili. In particolare, il rincaro delle bollette rischia di mettere in ginocchio 6 anziani veneti su 10, titolari di pensioni inferiori ai 1.000 euro lordi al mese, che corrispondono a circa 700 euro netti. Il reddito di tante pensionate e tanti pensionati davvero negli anni ha perso parecchio potere d'acquisto e addirittura il piccolo aumento che c'è stato quest'anno se ne va proprio con una bolletta del gas. Davvero non possiamo permetterlo e bisogna assolutamente che ci sia una risposta forte da parte del governo per risolvere questa grave calamità.